Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto da mascherina oggi parleremo di portali di luce, ma prima voglio chiedervi, se non vi siete ancora iscritti, di iscrivervi al canale di Ricarda e le Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Allora, questi non sono portali di luci modello social dove trovate gente che vi vuole rifilare la quinta dimensione, perché la quinta dimensione, ho già detto in altre pillole, è sempre esistita, è sempre stata qui. Solo che molte persone purtroppo sono sempre state all'oscuro. Noi quindi oggi cominceremo a vedere, tramite l'albero della vita cabalistica, il primo portale di luce, che è nel Malkut. Ma prima parliamo un po' di questa cabala, perché molte persone che mi seguono magari non hanno visto altre pillole di cui parlavo, dicevo qualcosa. Cos'è questa cabala? Da dove deriva? Da dove è nata? E via dicendo. Allora, la prima cosa che dobbiamo capire è che noi occidentali siamo sempre stati sotto l'influsso da 2000 anni fa, diciamo, da una religione di Stato che propagava la propria conoscenza tramite il latino. Quindi facciamo, in poche parole, diciamo che fino a 200-300 anni fa più o meno tutti i libri, quei 9 milioni di libri che giravano in Occidente, erano scritti in latino a mano, e il 99,9% delle persone praticamente erano analfabeti, avevano una vita media di 20 anni, i più fortunati arrivavano a 30 o a 40. E quindi è chiaro che oltre ad essere analfabeti avevano solamente una vita, e una vita corta, una vita fatta di praticamente di sofferenza e malattie e penurie di cibo. Diciamo che fino a 200-300 anni fa la situazione in Occidente era veramente tragica. Se qualcuno ha avuto la possibilità di viaggiare nel tempo in astrale avrà visto che 200-300 anni fa, ma anche 200 anni fa, nelle città grosse come Parigi e Londra, le persone morivano tranquillamente per strada di fame e le altre persone neanche se ne curavano. Quindi potete immaginarvi che questo momento d'oro che noi stiamo vivendo negli ultimi 30-40 anni non è mai esistito prima, anche perché appunto eravamo sotto questa ignoranza, questo ombrello di ignoranza cappa. Certo, ci sono stati dei gruppi che hanno cercato di aiutare l'umanità, gruppi come i Rosa Croce che poi sono evoluti in quelli che oggigiorno noi conosciamo come massoneria. La massoneria, poi c'è stato un nucleo, un nocciolo duro, buono, e poi in alcuni casi purtroppo si è deviata. Ma questo è nell'insito dell'essere umano. Poi però da dove deriva i Rosicruci? I Rosicruci derivano dai fedeli d'amore, cui Dante, non il mio amico Dante dei racconti del Marietto, ma i fedeli d'amore praticamente sono stati una costola della Cabala. Questa Cabala c'è sempre stata e sempre esisterà, c'era, c'è e ci sarà. Questa Cabala praticamente detiene le chiavi della conoscenza, e i cabalisti sono un popolo, però comunque di Cabala si può parlare di 3 branche, di 3 settori: la Cabala magica, la Cabala meditativa e Cabala teorica. Alcuni ipotizzano che ci sia anche una Cabala cristiana, infatti i 3 nomi della Cabala ogni tanto si possono trovare con la K, con la C e con la Q. La C sta per la Cabala cristiana, la Q sta per la Cabala esoterica e la K sta per la Cabala ebraica. Quando si parla con la Q si parla anche di Cabala magica. Ma cos'hanno di particolare questi cabalisti? Questi cabalisti, per dirvene una, hanno praticamente avuto 400 anni prima gli occhiali. Allora voi mi direte, cosa c'entrano gli occhiali? Ipotizziamo che le persone nel 1500 diventavano praticamente cieche a 30 anni, o perché gli mancava cibo, o perché gli mancavano vitamine, o perché non c'era la luce di sera e quindi l'occhio si indeboliva, al posto che praticamente dover mettere gli occhiali che non esistevano a 30 o a 40 anni, praticamente le persone erano cieche già a 25-30 anni, mentre i cabalisti avevano già la possibilità, non tutti chiaramente, ma alcuni,
dei loro praticamente rabbi avevano già questo attrezzo per poter vedere e studiare e divulgare le loro conoscenze. Chiaramente le loro conoscenze erano tenute segrete perché erano cacciate dalla Chiesa di Stato di quel periodo. Solo per dirvene una, fino al 1100 più o meno per la Chiesa cattolica romana la donna non aveva neanche l'anima e quindi era paragonata a un animale. Oggigiorno queste conoscenze della Chiesa cattolica sono andate un po' in cantina, però purtroppo fino in quel periodo lì la donna ha vissuto proprio male. Ritorniamo un po' al concetto di questi cabalisti per capire anche cosa hanno fatto in questo periodo. In questo periodo questi cabalisti avevano conoscenze esoteriche immense, praticamente avevano in mano le chiavi del dominio spirituale e quindi le hanno preservate e nascoste perché queste persone che professavano questa chiesa romana cattolica praticamente volevano rubargliela, no? E in ogni caso hanno sempre tentato di sterminarli in ogni modo, no? E questi cabalisti si sono nascosti bene anche perché avevano queste possibilità e queste conoscenze, però dal 1995 noi abbiamo la possibilità di studiarla e oggi il vostro Marietto vi vuole spiegare ad esempio il primo canale di luce, il primo specchio di luce, chiamatelo come volete, ma vedete questa è l'albero della vita cabalistico e vedete che qui in fondo dove siamo noi, in questo caso qui, questo mondo che è il Malkut, il regno, praticamente è la prima porta di luce e nella Kabbalah, in alcune categorie della Kabbalah, in alcune branche della Kabbalah, viene anche chiamato Adonai. Quindi quando noi vogliamo incominciare a entrare in contatto col primo mondo, col primo ponte di luce, chiamatelo come volete, no? Questo portale di luce è Adonai. Quindi noi per poter attingere, entrare in contatto con questo portale di luce, il primo che sta in Malkut, dobbiamo pensare intensamente ad Adonai. Adonai è la prima, praticamente il primo portale di luce che ci inoltrerà negli altri portali di luce. Quindi per questa pillola il vostro Marietto vi dice di concentrarvi e meditare sulla parola Adonai, che è il primo portale di luce che ci permetterà di salire da Malkut a Yesod. Poi nella prossima pillola, in futuro, il Marietto vi spiegherà come si chiama il portale di luce di Yesod. Questi portali sono sempre esistiti e esisteranno sempre. Nella Kabbalah sono sempre stati conosciuti e diciamo che verso 1500 sono stati emanati, scritti. Quindi voi dovete pensare che già nel 1500 i kabbalisti usavano questo sistema per entrare in contatto tramite i mondi spirituali e in questo caso usavano il portale di luce con la parola Adonai, che è importantissima. Infatti nella Torah Adonai prende il posto del nome Yahweh, il santo nome Yahweh. Quindi oggi impariamo a conoscere il primo portale di luce importantissimo che è Adonai. Quando voi volete meditare, pensate sempre alla parola Adonai, respirate profondamente e pensate in silenzio alla parola Adonai e sentirete il plesso solare allargarsi. Bene, cari amici, anche oggi il vostro Marietto vi ha spiegato una piccola pillola introduttiva sui portali di luce cabalistici che sono sempre esistiti ma sono sempre stati tenuti in segreto. Vedete, poi vi voglio dire un'altra cosa. Nell'albero della Kabbalah, in questo albero cabalistico che praticamente rappresenta l'anima della Keter, l'anima del creatore, c'è anche una 11ª Sefirot. Però questa 11ª Sefirot rappresenta il ponte che porta al di là della Keter bianca, dove si entra in rapporto con la Keter nera, ma è sempre bene stargli lontano dalla 11ª Sefirot. Bisogna sempre stare
nell'albero della vita delle prime 10 Sefirot. Ve lo dico perché se c'è qualcuno che è tentato di fare il Rambo, che non si trovi male poi a non poter più uscire dalla 11ª Sefirot. Grazie cari amici, il Marietto Veneziano vi saluta. Se non avete ancora fatto l'iscrizione al canale di Legarda Marietto Veneziano, sarebbe bello se lo poteste fare, venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima. Ciao.